Ecco, lei ha detto teniamo alta l'attenzione perché comunque le piogge non sono finite, ce ne saranno nei prossimi giorni. Ci saranno e soprattutto non saranno magari intense da quel che ci dicono le previsioni come quelle che ci sono state, però produrranno danni, visto e considerato che ormai il potere di imbibizione, il potere di assorbimento del terreno è zero, quindi la pioggia che cadeva lunedì, martedì, all'inizio veniva assorbita dal terreno, la pioggia che cadrà giovedì non è assorbita dal terreno e va subito, come si dice tecnicamente, in ruscellamento, cioè raggiunge subito i corsi d'acqua. Quindi per noi il Veneto è ancora in allerta, continuiamo a seguire l'attenzione e l'unità di crisi con l'assessore Bottacin verrà chiusa. Io ho fatto il decreto di apertura e farò il decreto di chiusura quando ci sarà il sole che splende e arriverà il freddo. Ecco, lei ha detto un plauso al Veneto per come insomma viene gestita e per quanto anche è stato fatto negli ultimi anni. Sì, come avete sentito ci sono stati 411 milioni che sono stati investiti per interventi di riduzione del rischio idrogeologico e idraulico in Veneto. L'alluvione del 2010 è stata un'alluvione impegnativa, pesante, quindi questo è stato una cosa positiva perché ci ha permesso di contare ancora maggiori danni. I danni sono notevoli, come sapete, però poteva essere molto peggio.